Bene, benvenuti, buongiorno a tutti, gli amici della stampa, tutti quelli che sono convenuti per questa presentazione dell'edizione del Lago Film Fest. Diciamo che ormai è tradizione incontrarci qui per la presentazione di questa importante manifestazione che è giunta alla nona edizione, quindi ci stiamo preparando, ormai ci stiamo avviando e avvicinando a grandi passi ai primi due lustri. Una manifestazione che nel tempo si è consolidata, che ha aperto i suoi orizzonti a livello internazionale, che è riuscita a cogliere, proprio per la bontà della proposta, tutti quegli stimoli derivanti da un mondo, quello dei film a cui fa riferimento, molto complesso, se vogliamo anche molto particolare, ma decisamente variegato e ampio. E quindi la provincia l'ha inserita già dalla sua prima edizione nell'ambito di Rete Eventi, c'è una collaborazione che continua quindi da anni e non può che essere così, perché il nostro obiettivo è quello di valorizzare il meglio che il nostro territorio esprime. Io penso che il Lago Film Fest rappresenti decisamente una straordinaria occasione e opportunità da questo punto di vista. Ha tutta una serie di ingredienti, secondo me, che rendono tutto ciò possibile, l'amore che Viviana e i suoi amici Migotto e compagnia ci mettono per questa iniziativa. Adesso sono diventati dei professionisti, all'inizio forse non lo erano tanto, e quindi è stata una maturazione di esperienza che certamente in questi anni è avvenuta, e sono passati 10 anni anche per voi, no? Come per me, e di conseguenza quello che è bello è che non succede sempre, non succede molto spesso, in realtà sono riusciti a fare tesoro delle esperienze via via maturate, e quindi oggi il festival è strutturato, ha autorevolezza a livello internazionale ed è bisogna che si tiene in un contesto peraltro paesaggistico. Qua abbiamo il sindaco che è un geloso custode del suo territorio, in un contesto straordinariamente bello che è quello del lago, e quindi quello schermo già dentro nell'acqua è qualcosa, non so se si possa definire singolare, ma certamente molto suggestivo. In più non posso non ricordare che tutto ciò è possibile grazie all'attività del Proloquo e dei volontari e di affezionati sostenitori, quindi approfitto per salutare anche l'amico Marco Figuera, che da anni che sostiene con l'RTS questa manifestazione, questa attività, e credo che faccia bene, anche perché proprio è un festival sull'acqua, e quindi penso che il presidente dell'ATS abbia fatto la scelta giusta. Io non voglio dilungarmi oltre, anche perché so che il sindaco ha degli impegni, quindi diamo la parola subito al sindaco. Prego, Battista Torselli. Buongiorno, io avrei preferito magari sentire, chiedo scusa, non è così, è l'età, non è che uno dice prende il colpo d'aria, c'è l'aria, come dice la parola, no, è proprio quello. È fisiologico. Sì, capita così. Ma io ringrazio intanto il vicepresidente della provincia, Floriano Zambon, ringrazio l'amico Marco Figuera e altri sponsor che sono quelli che poi ci aiutano perché lo sappiamo che qualsiasi manifestazione ha bisogno anche di sponsor, perché poi tutto costa, e soprattutto in questi momenti così difficili diventa più difficile ancora. Diceva il vicepresidente della provincia Floriano Zambon, sono 9 anni, ci prepariamo al 10° anno. Prima qualcuno mi ha intervistato dicendo se era qualche cosa di più, che cosa vorremmo di più. Ma io dicevo allora vorremmo qualche cosa di più, perché il vicepresidente Floriano diceva no, siamo internazionalizzati, abbiamo tutto questo qua, è una cosa bellissima. Mi dicevo, ma vorrei
e questo non è compito mio, ma sarà compito di Diana, sarà compito di Otto, vorrei qualche cosa di più che parlasse della nostra provincia, della nostra regione, probabilmente anche perché no, dell'Italia, probabilmente dell'Europa ormai che siamo. Ma questo era, dicevo, Viviana, sarà un momento, il mio intervento oggi sarà un momento forse anche polemico, ma che poi più polemico di tanto non c'è. Io so che l'anno scorso, le dicevo a Viviana, ho fatto un intervento in quel catalogo nel quale facevo un grosso omaggio agli artisti, a chi portava i filmati, perché in poco tempo, in pochi minuti, dare un significato di quello che magari i non cortometraggi ma i lungometraggi ci impiegano magari un'ora, 2 ore, qui in pochi minuti esprimono una scena. E dicevo, quest'anno invece volevo dedicarglielo, nel mio scritto volevo dedicarlo a Viviana. A Viviana anche perché Viviana ci ha un po' abbandonati, perché lei lavora a Parigi e quindi è qui di corsa, no? Perché so che finita qui c'è l'aereo che parte ancora per Parigi. Però ha lasciato sul territorio, come lei diceva lo scorso anno nel suo scritto, che me lo sono guardato perché poi onestamente non me lo ricordavo, questa mattina me lo sono guardato, diceva che spero che qualcuno prenda anche passione di portare avanti questo. E questo è molto importante, perché noi le auguriamo a Viviana, per la sua bravura, per la sua capacità, di avere, e questo ci dispiace magari, no? Perderla come, forse lei dice che sarà sempre comunque qui presente, ma è giusto che abbia ambizioni anche un pochettino più importanti. Ma perché, diceva, perché il vicepresidente, perché a Revine Lago? Perché io dico, ieri ci siamo visti, siamo stati una giornata intera insieme, abbiamo preso un sacco di sole, perché un'altra manifestazione importante che è il triathlon si è svolta in un bacino, io penso, in un anfiteatro naturale, dove abbiamo avuto 1000 atleti che hanno fatto. E nell'intervista che ho lasciato prima dicevo, no, oltre che in quel momento sport e anche turismo, perché da 4 giorni oltre 1000 persone sono sul territorio, quindi c'è anche turismo, quindi sport e turismo. E qui dicevo, qui avremo cultura e turismo, perché indubbiamente è una manifestazione diversa, ma che porta indubbiamente cultura, con i filmati, ma porta anche turismo, perché io non lo so quante persone, ma abbastanza persone, poi ce lo dirà Viviana Nigotto, che frequentano non soltanto i visitatori, ma anche chi sono i vari autori, giurie e quant'altro. Quindi è anche Lago Film Fest, come diceva Zambon, è uno scenario, è un anfiteatro naturale. Qual è stata la carta vincente di Viviana, oltretutto? Non ha pensato di farlo, che poi l'amministrazione, oltretutto gli amministratori, sai, in questo momento sono visti male, sono visti così, e poi invece l'amministratore, che non è il politico, fa di tutto per creare un po' di benessere ai propri cittadini e sviluppare poi quello che è il suo territorio. Viviana, la carta vincente è stata di quella di dire, noi abbiamo fatto anche restaurato la sede che è la casa canonica, che io credo che, perché adesso noi la presentiamo in 5 minuti, ma questi ragazzi che lavorano, sono mesi che lavorano, io li vedo di giorno e di notte, stanno lavorando per preparare il tutto. E l'amministrazione le ha creato anche questa struttura dove possono lavorare. Quindi la carta vincente, dicevo, abbiamo anche noi un sogno, perché quanti manifestazioni di questo tipo si fanno in provincia? Ne so che ne è una ad Asolo, ma ce ne sono altre.
Ma non questa, è una sua... Ma questa Viviana Caltanissetta lo ha fatto inserito sul territorio, nei borghi e soprattutto sul lago. E questo è vero, Floriano, è ambiente unico. Probabilmente non ci troviamo, so che Viviana va anche a Monte Carlo, so che ci sono luoghi molto più importanti, molto più blasonati, ma io vorrei che magari la stampa, se qualche riga la spendesse anche perché a Redine Lago, perché c'è il territorio. Siamo inseriti in mezzo alla gente che collabora, che non brontola, perché oltretutto chiudiamo tutto e quindi per una settimana non abbiamo da mettere, la gente collabora. Quindi io direi se qualche giornalista spende anche una parola su questo, perché andiamo a Redine Lago una sera o al Lago Film Fest, perché abbiamo qualche cosa di più da vedere. Io ho un miliardo di altre cose da dirvi, ma sia perché ci sono altri colleghi, tu sei scusato, eventualmente sono sempre a disposizione. Ecco, una cosa che mi fa piacere, Floriano, ma che mi dispiace, siccome abbiamo fatto una sede per il Lago Film Fest, che è la casa canonica, è una sede prestigiosa, perché è una villa del Settecento, quindi magari io lo so che spostare la conferenza stampa di quanti giornalisti, magari il prossimo anno le offriremo magari un aperitivo dopo, se li possiamo far venire, anche perché così vedono sul luogo la qualità e l'importanza anche di questi, perché quello che qualche volta ci si dimentica, è vero che noi abbiamo Verona, abbiamo Venezia, che hanno delle culture e delle architetture molto importanti. È vero che questi paesi di tutta la Pedemontana hanno e qui abbiamo un architetto che poi magari lui si vorrà anche dire un'architettura magari minore, più povera se è, ma ha un suo fascino, che è il fascino di Bolvi, che è il fascino che Viviana Carlet ha inserito in queste sue opere, in questa sua manifestazione. Grazie. Grazie al Sindaco, penso che prima di passare poi al fatto della presentazione prettamente tecnica nel dettaglio, sia giusto dare la parola a Marco Figuera come sponsor e come affezionato sostenitore del Lago Film Fest, perché posso dire che ci sono sicuramente degli sponsor, ma magari non partecipano. Marco, io l'ho incontrato quasi a tutte le edizioni con famiglia ed è anche è un bel segno che dovrebbe essere imitato, perché insomma al lago si va, al Film Fest si va in famiglia e con la famiglia in un contesto che è prettamente, pur così di qualità, anche con un ambiente familiare. Grazie. Beh, innanzitutto ringrazio Viviana e Carlo dell'invito, molto apprezzato. Beh, a parte il fatto che Redine Lago è unica sotto l'aspetto morfologico e anche architettonico, è bella, c'è un lago, è a poca distanza da un centro come Treviso, quindi è anche facilmente raggiungibile. Credo che oggi io rappresenti un po' anche tutti quei collaboratori e sponsor di questa iniziativa. L'ha detto giusto prima il vicepresidente dicendo che non è facile al giorno d'oggi trovare gente che dà una mano, che mette dei soldi per delle iniziative, ma se le iniziative sono valide e importanti, questo lo fanno volentieri. Il fatto che ci sia una serie di collaboratori così nutrita vuol dire che l'iniziativa è apprezzata in maniera particolare. Infatti in questo periodo c'è un diradarsi delle iniziative, rimangono in piedi quelle importanti, quelle serie, quelle fatte con coerenza e con serietà in prima di tutto, e anche grazie, perché devo dirlo, insomma, il sindaco di Rimini è sempre molto attento anche nei miei confronti su questo aspetto, mi ha chiamato più di qualche volta. ATS è una società pubblica, una società che non fa sponsor, sia chiaro, lo fa in questa occasione perché ritiene che sia un'occasione unica per promuovere la qualità dell'acqua. Credo che l'ho visto, io ci vado volentieri perché è un bel scenario, sono delle belle iniziative, ma credo che promuovere la qualità dell'acqua, l'uso sostenibile dell'acqua, di fronte a un tramonto, una serata di fronte a un lago, credo che sia la location migliore per poter far apprezzare quello che è il bene acqua.
E noi come società siamo una società che non interessa non assolutamente fare budget o vendere acqua, ma che l'acqua venga consumata in maniera parsimoniosa, anche meno acqua, far meno budget, ma che venga considerata come un bene primario e prezioso. E Rimini Lago è uno dei nostri comuni, diciamo, più a nord, ma è uno dei nostri comuni più apprezzati, poi particolarmente a Livellette e altre cose molto molto importanti. Quindi un ringraziamento a chi organizza, agli sponsor naturalmente, nel senso che lo prendo chi organizza, ma anche in particolare al comune e alla provincia che danno un sostegno fattivo logistico a questa iniziativa. Grazie. Grazie Marco, allora adesso Liliana, a te. Benvenuti, io vi porto innanzitutto i saluti di Emiliano Bernardi che è il presidente della Proloco. Come già anticipato, il Lago Film Fest è organizzato dalla Proloco di Rimini Lago. 10 anni fa, quando abbiamo iniziato questo progetto, questa esperienza, abbiamo pensato di legarlo a un'attività, un'associazione che già esisteva a Lago. Diciamo che il progetto si è evoluto, si è sviluppato, si è ingrandito, pur mantenendo sempre le sue radici iniziali. Quindi un progetto strettamente legato alle persone che vivono uno spazio, lo spazio stesso e i visitatori che arrivano e interagiscono in questo luogo. Quindi creare un grande salotto dove artisti o registi o spettatori possono venire, conoscersi, creare progetti e riportarli magari conclusi o realizzarli durante il festival o il festival dell'anno scorso. Quindi ci siamo ritrovati involontariamente magari anche veramente a fare delle attività che sono magari un po' meno conosciute per quanto riguarda il festival. Ovviamente arrivano più di 2000 film da tutto il mondo, ne abbiamo selezionati solamente 115, ma c'è un'attenzione molto particolare per quanto riguarda l'aspetto italiano e soprattutto l'aspetto veneto, quindi abbiamo una sezione dedicata agli artisti veneti che, diciamo, in un panorama internazionale forse non verrebbero introdotti proprio perché magari per mezzi o capacità molto differenti. Quindi abbiamo una sezione internazionale, una nazionale e una veneta, una dedicata all'alimentazione e una dedicata solamente ai bambini, ma in questo modo anche i registi, diciamo, locali o che comunque hanno realizzato un film nella regione possono venire e avere dei termini di paragone e di un confronto. Sì, ci siamo trovati a fare delle attività che non sono solamente attività di scelte artistiche, ma bensì anche attività come ad esempio la formazione. In questi 9 anni abbiamo visto passare tantissime persone che magari sono arrivate al festival per vedere un po' come funzionava, per capire, per crescere, e diciamo che ne abbiamo traghettati molti nel mondo del lavoro, quindi ricominciando nuovamente sempre con nuova formazione. Però per noi questo è un aspetto molto importante e fondamentale. Il festival è totalmente a livello volontario, da chi è seduto qui a chi è seduto dall'altra parte, quindi abbiamo molti ragazzi qui che sono venuti a portare anche il loro saluto, che però utilizzano il festival come modo per esprimersi e conoscere. Quindi il festival è una scusa per poter chiamare magari artisti che loro vorrebbero conoscere o per realizzare progetti che altrimenti non potrebbero realizzare. Per quanto riguarda le cose importanti, non è che siano importanti le cose internazionali, credo che lo scegliamo noi, quindi se abbiamo scelto di farlo lì, per noi è importante farlo lì. E Rimini Lago ovviamente è la mia casa, nel senso io sono nata lì e ritornerò sempre, però quello che si vede da fuori è che noi non diamo importanza realmente a quello che noi facciamo, però ci piace di più sempre quello che è fuori, quello che sono più bravi gli altri. Invece quello che si evince proprio vivendo all'estero, insomma, è capire quanto gli altri ci stimano e ci ammirino e quanto noi poco ci prendiamo sul serio. Quindi il festival è un modo anche per prenderci sul serio e continuare a fare delle cose anche se è molto difficile. L'altro giorno ero in una conferenza legata alla crisi dell'arte contemporanea e quindi la difficoltà, ad esempio, soprattutto per il festival c'è sempre stata la crisi. Io non ho visto differenze sinceramente sin dall'inizio alla fine, magari forse ecco, le istituzioni ora purtroppo fanno più fatica rispetto a prima ad esserci, nonostante qui abbiamo qualcuno che c'è sin dall'inizio, quindi in questi 10 anni siamo sempre stati insieme, però da un punto di vista economico ovviamente è molto, molto dura, quindi il festival continua a crescere, continua ad avere sempre più contatti, ad avere sempre più contenuti, però è sempre più difficile
gestire il livello qualitativo e professionale che ovviamente la gente che viene al festival si aspetta. Beh, io lascerei la parola a Carlo che invece vi presenta tutti i vari progetti. Quest'anno ne abbiamo uno specifico legato alla Svizzera, anche questo non è un modo per andare fuori, ma bensì ripercorrere percorsi fatti magari da nonni o parenti che sono stati in Svizzera e poi sono tornati o anche che sono rimasti lì, e quindi proprio con quest'idea è nato anche questa collaborazione e questo progetto. Buongiorno a tutti. Faccio una rapida carrellata dei contenuti del festival, che sono davvero tanti, quindi cercherò di essere molto sintetico. Sicuramente uno degli aspetti più interessanti di quest'anno è la giuria, che quest'anno è totalmente internazionale, e come sempre cerchiamo di coinvolgere gli ospiti che invitiamo in giuria in delle proiezioni speciali, o comunque chiediamo di portare loro altro contenuto al festival oltre alla loro presenza. Quest'anno siamo molto contenti di avere Emilia Scott, che vedete alle mie spalle, che porta in Italia per la prima volta il suo nuovo film, che è Best If Used By, che ha deciso di presentare qui, e lei arriva da Chicago e sarà la nostra giurata internazionale. Poi abbiamo, sempre per il discorso che faceva prima Viviana, il tentativo continuo di portare, lavoriamo sul territorio con le persone del territorio, però cerchiamo continuamente di portare degli stimoli dall'esterno. L'anno scorso Ali Muritiba ha entusiasmato la giuria e anche il pubblico con il film che poi ha vinto, A Fabbrica. È appena stato al Festival di Cannes e ha deciso dal Brasile di venire quest'estate al Lago Film Fest, quindi sarà con noi per tutto il festival, e porta a Lago, ripropone a Lago il film che ha vinto l'anno scorso e il suo nuovo film che ha appena presentato al Festival di Cannes, che porta in Italia sempre in anteprima nazionale. E Thomas Sheridan, che è un documentarista irlandese, a cui dedichiamo una retrospettiva, anche lui sarà membro della giuria, e che ha deciso di fare a Lago un workshop che si chiama My Lago, aperto, un workshop chiaramente che come dire, produciamo noi come Lago Film Fest, quindi sarà gratuito per i partecipanti, mirato alla realizzazione di un documentario che verrà girato nei giorni del festival a Lago. E come sempre abbiamo gli architetti della Telefrase di Londra che tornano a Lago per le installazioni create con la collaborazione di Eclisse e Service Legno. Lago, i cortili, il paese vissuto come uno spazio aperto, pubblico, di libera espressione, quindi anche quest'anno come l'anno scorso gli artisti che anche in maniera estemporanea molto spesso decidono di presentare qualcosa che si inserisca però negli spazi del paese, sono liberi di farlo, quindi poi di questo troverete maggiori informazioni anche sul sito. Di nuovo il progetto 18 Occhi, quindi 3 fotografi, 3 illustratori, 3 videomaker chiamati a raccontare il festival dal loro punto di vista. E Nisimasa, questa collaborazione con la rete internazionale di cinema giovane, che porta una selezione di film di cui da quest'anno facciamo parte, quindi speriamo in futuro di creare una collaborazione anche con loro, e poi molte altre cose, perché appunto Lago Film Fest è davvero un sacco di cose, e andiamo dai film, dalle anteprime, da 120 film in concorso, agli spettacoli di burattini per bambini e per adulti, performance, concerti. Si parlava prima di turismo, abbiamo creato una convenzione come Lago Film Fest, quindi andando nel nostro sito stanno già prenotando molti ospiti. Abbiamo creato una convenzione con le strutture, con 15 strutture ricettive del territorio, che hanno deciso di dare un prezzo agevolato agli ospiti che soggiorneranno lì, e noi in cambio come festival mettiamo l'ingresso omaggio per le strutture ricettive che hanno deciso di concedere questo sconto, e quindi andiamo dal bed and breakfast al campeggio. Ovviamente ci sono persone, artisti, giovani, indipendenti, che non potrebbero soggiornare neanche in un campeggio, perché chiaramente la spesa del viaggio più l'alloggio non potrebbero sostenerla. Quindi in collaborazione col comune abbiamo deciso di fare questa cosa, che è una possibilità per chi viene da fuori di campeggiare gratuitamente a Lago. Chiaramente è un campeggio temporaneo, però insomma dare la possibilità anche a chi viene da distante di fermarsi una notte, in modo tale da poter riprendere il viaggio il giorno successivo. E abbiamo deciso di acquistare delle tende
avanzate dagli aiuti che erano stati dati ai terremotati dell'Emilia, quindi in collaborazione con smemoranda.it abbiamo acquistato queste tende che verranno poi date, messe a disposizione gratuitamente a chi viene da fuori, che potrà campeggiare e in più non ha la tenda. Quindi insomma, progetti che non riguardano solo il cinema, ma stiamo cercando, come diceva prima Viviana e anche il sindaco parlando della sede che abbiamo, sì è vero, lavoriamo lì e giorno e notte il fatto di avere uno spazio lì ci ha permesso quest'anno di ospitare stagisti delle università. Qui abbiamo 4 ragazzi dell'Istituto Alberghiero Turistico di Vittorio Veneto, per esempio, quindi avere un ufficio, una sede ci ha permesso di sviluppare progetti, ovviamente sì, Ca' Foscari e IUAV, progetti che non si limitano solo alle proiezioni. Quindi abbiamo ovviamente una collaborazione con il Treviso Comic Book Festival, di cui siamo amici da anni, collaborazioni con altri festival come la Guarimba e Concorto, e la collaborazione con l'associazione Carini di Pieve di Soligo, che è sempre un'associazione no profit che porta avanti con determinazione questo cinema di Pieve di Soligo, i workshop che si terranno quest'anno a Lago, che sono quello che ho già citato prima sulla cinematografia documentaria con Thomas Sheridan, The Motion Picture tenuto da Davide Partinelli, dedicato al cinema, alla critica cinematografica, e un laboratorio teatrale. Tutti gli anni gli artisti, gli ospiti nazionali e internazionali del festival si incontrano nel cortile Sasso, quindi quest'anno abbiamo deciso di creare anche proprio questo marchio che è Sasso Talk, quindi tutte le sere il pubblico, gli ospiti tra di loro e il pubblico con gli ospiti possono incontrarsi, parlare, discutere, e Vivi Radio, che è un'altra realtà locale di Vittorio Veneto, una web radio che da 5 anni trasmette il festival in diretta tutte le sere, racconterà questi incontri. La giuria, appunto, ve l'ho già citata prima. Aggiungo a Muritiba, Emilia Scott e Thomas Sheridan, Claudio Sinatti, che è la quota italiana, arriva da Milano, è un visual artist, Mathieu Darras dalla Francia, lavora per il Festival di Torino e la Settimana della Critica di Cannes, e Michael Frey dalla Svizzera. Abbiamo, come sempre, inizia ad acquisire uno spessore sempre maggiore il concorso dedicato a Rodolfo Sonego e alle sceneggiature. Anche quest'anno 100 sceneggiature ricevute, abbiamo deciso di dare un premio di 2000 euro alla miglior sceneggiatura, però solo alla miglior sceneggiatura di cui poi verrà realizzato un cortometraggio, quindi il premio in denaro viene dato direttamente per incentivare la produzione della sceneggiatura che poi ha vinto, perché molto spesso vengono vinti fatti dei concorsi con sceneggiature che poi restano nel cassetto, e quindi Emilio Bolles, Manlio Piva, Marco Maccaferri e Rita Di Santo sono chiamati invece a valutare le 100 sceneggiature pervenute, inedite, di cui 9 sono arrivate in finale. Sì, esatto. Invece Antonello Rinaldi, Silvia Napolitano e Gaudioso, non mi ricordo il nome, Massimo Gaudioso, chiedo scusa, ricordo tra le altre cose sceneggiatore di Gomorra per esempio, si sono occupati della selezione e del tutoraggio, quindi oltre a selezionare le sceneggiature, i partecipanti del Lago Film Fest hanno potuto usufruire gratuitamente di questo tutoraggio a distanza fatto da esponenti molto importanti del panorama della sceneggiatura italiana. E i film, come abbiamo già detto, ne sono arrivati 2000 da 89 paesi nel mondo, ne abbiamo scelti 115, di cui 24 tra anteprime nazionali e internazionali. Ultima cosa, per noi molto molto importante, è il progetto Svizzera Mon Amour, un vero e proprio festival nel festival, tutto dedicato alla creatività della Svizzera. Poi nel Media Kit avete il catalogo, quindi non mi dilungo, però insomma, soprattutto il nostro territorio ha un legame molto particolare con la Svizzera. Abbiamo deciso in qualche modo di rivedere, rivisitare questo legame che c'è tra il nostro territorio e la Svizzera, e anche un po' demolire qualche cliché, qualche luogo comune legato alla Svizzera e l'orologio cucù, che per esempio non viene dalla Svizzera, nonostante molti pensino questo, e quindi creatività dalla Svizzera. Quindi avremo una mostra, questo è un progetto molto importante di cui sempre, come diceva prima il sindaco, per quanto riguarda il coinvolgimento del territorio. Abbiamo deciso di creare questa widespread exhibition, sarà una mostra, 3 fotografe dalla Svizzera esporranno le loro opere sulle vetrine delle attività commerciali di Lago, quindi saranno visibili giorno e notte. Abbiamo l'appoggio appunto
attività commerciali di Lago che appunto hanno deciso di dedicare la loro vetrina a queste 3 artiste internazionali. Una performance di Yokoi e poi ovviamente le collaborazioni con i principali festival della Svizzera, che sono lo Schnitt, il Kurzfilmtage e lo Swiss Film, che è l'ente di promozione cinematografica della Svizzera. A Lago sarà presente per tutto il festival Rodia Galli, che è il più famoso graphic designer della Svizzera, che racconterà con un'operazione di live blogging il festival. Quindi sì, e poi appunto la retrospettiva dedicata a Michael Frey, che è anche nostro giurato. Chiudo dicendo che questo per noi è un po', insomma, poi il media kit e il catalogo ve lo racconteranno, è un po' la svolta. Il primo comunicato stampa della nuova edizione diceva Lago, curato dal nostro fantastico ufficio stampa, diceva Lago è social, Lago è global. Siamo con i piedi per terra o nell'acqua, nel caso specifico di Lago, ma con la testa nel mondo. Non viviamo come una sfortuna il fatto che Viviana sia andata a Parigi o che io magari poi durante l'anno vada altrove, perché anzi questo è tutto l'infa vitale per chi collabora al festival. Abbiamo ragazzi che al festival vengono da tutta Italia per lavorare, ma anche per portare i loro stimoli, quindi insomma di questo siamo davvero molto contenti. Come diceva prima l'architetto, approfitto per ringraziare tutti gli sponsor che poi noi chiamiamo partner, perché a parte l'aspetto economico che è sempre un tasto molto doloroso per tutti, sempre come diceva l'architetto prima, molto spesso le aziende decidono di tagliare i contributi che danno alle manifestazioni, però noi almeno ci riteniamo fortunati perché tutte le aziende con cui abbiamo creato delle collaborazioni che non si limitano alla semplice sovvenzione poi in qualche modo ci cercano e ci chiedono poi di proporre delle cose alternative alla comunicazione tradizionale. Viviana citava prima la sezione del concorso dedicata al Veneto, che quest'anno è particolarmente ricca, nel senso che poi vedrete, potete sfogliare il catalogo in anteprima, quindi insomma ci sono 6 film, però tutti, insomma, andiamo dalla storia che probabilmente tutti conoscerete, il documentario dedicato a quel personaggio locale che ha fatto questo voto di girare in automobile con una bara all'interno della sua auto, quindi c'è questo documentario che racconterà la sua storia, fino a una produzione veneta, però come possiamo dire, con un respiro più internazionale, come il film Vanish prodotto da Fabbrica, di cui abbiamo qui, e ringrazio Loredana Regato, che è la responsabile del settore cinema. Sì, esatto, continuo ringraziando i presenti, poi concludo. Zuppa, che è nostro partner, sponsor e media partner ormai dal 2010, che è una piattaforma mondiale, però che ha le radici qui in provincia di Treviso, quindi è una realtà molto interessante che ci è molto vicina. L'Unicef, con cui abbiamo una collaborazione credo dall'inizio del festival e che patrocina una sezione interamente dedicata ai bambini, dove loro stessi scelgono il vincitore della sezione. Credo di aver detto tutto. Se ci sono magari delle domande siamo qui, altrimenti il media kit dovreste... Quest'anno il tema degli eventi e dare forma alle idee, mi pare che qui ne abbiano prese tante forme, per cui è un bel risultato quello che è stato presentato oggi. Sì, giustamente come diceva Carlo, se c'è qualcuno che ha qualcosa da aggiungere. Porto ovviamente i saluti della nostra Presidente Mariella Andreatta. Ringraziamo nuovamente il Lago Film Festival per l'opportunità che ci offre di aprire una vetrina sullo spazio dedicato all'infanzia e alle relative problematiche. Normalmente per quanto riguarda l'edizione del Lago Film Festival viene scelto un diritto che viene poi rappresentato durante tutta la manifestazione. Quest'anno abbiamo voluto puntualizzare un po' la nostra attenzione invece sul discorso dei bambini e della disabilità. Questo ovviamente potrete poi, se foste interessati, approfondirlo tramite le pubblicazioni che sono a disposizione sul sito dell'Unicef, ma quello che ci preme soprattutto è ricordare che sono bambini speciali e come tali vanno trattati, e quindi l'attenzione che ci viene, la possibilità di porre l'attenzione che ci viene posta appunto dal Lago Film Festival è per noi molto preziosa e ci consentirà di continuare una collaborazione molto proficua. Grazie. Vabbè, solo per puntualizzare, i bambini solitamente, siccome non votano, non sono un
peso, diciamo, non hanno possibilità di dire la loro, quindi per questo motivo sin dall'inizio abbiamo pensato di dare questo spazio che è dedicato interamente a loro, soprattutto perché tutti i film che noi proiettiamo non hanno passato il visto censura, diciamo, quindi sarebbero tutti quanti vietati meno di 18 anni. Questo è uno spazio dedicato interamente a loro, dove possono ovviamente avere qualcuno che li accompagna anche nella visione, quindi possono avere una valutazione critica o comunque commentare. Vabbè, Sì, grazie a tutti, vi lasciamo con la visione, probabilmente l'avrete già vista, però insomma così ve la riproponiamo in chiusura, della sigla del Lago Film Fest, che è il risultato anche questo di un progetto che abbiamo potuto sviluppare a Lago con la collaborazione di diversi artisti. E ringrazio, visto che è presente Elisa Dellizzotti, che quest'anno ha curato, anzi è la vincitrice del concorso che ha avuto lei, che ha avuto luogo quest'anno per questo concorso per la scelta della nuova immagine, quindi Elisa Dellizzotti e Marco De Benedictis che invece ha curato la sigla. Grazie a tutti, buona giornata.